Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG, il focus sulla nostra economia. La ripresa fa boom, questo è il titolo della trasmissione di questa sera, perché in effetti la ripresa c'è, è forte, si sente, l'Italia è in zona bianca, le nostre imprese, il terziario hanno ricominciato a pedalare alla grande, abbiamo visto le spiagge piene, le nostre stazioni di montagna sono piene, insomma le nostre aziende hanno ricominciato a lavorare a pieno regime. I numeri che poi sono anche segnalati da quelli che sono i dati, i report, e tutti sono con il segno più, e questo naturalmente è importante, c'era da aspettarselo naturalmente, perché guai se non fosse stato così, visto quello che ci siamo lasciati alle spalle, però sono numeri incoraggianti che ci danno fiducia all'inizio di questa estate e che poi ci accompagneranno anche verso un autunno e un inverno che speriamo siano decisamente meno complicati rispetto al passato. Di questa ripresa che fa boom parliamo questa sera con alcuni ospiti in studio con me, altri in collegamento. Allora io ve li presento subito, a cominciare da Cristian Vida, vicepresidente di Confindustria Udine. Buonasera. Buonasera. E buonasera anche a Carlo Piemonte, che è il direttore del cluster Legno Arredo Casa Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera. E parleremo non solo di industria e di legno arredo, come avete potuto capire, ma anche di turismo, perché questo è uno dei settori che sta beneficiando maggiormente di questa ripresa. Lo faremo sentendo sia il mare che la montagna. E allora buonasera a Paola Schneider, presidente di Federalberghi FVG. Buonasera. E dalla montagna ci spostiamo al mare con Enrico Guerin, che è il presidente di Confcommercio Lignano. Buonasera Guerin. Buonasera a tutti. Eccolo, adesso lo vediamo anche, eccolo qua, cuffiato e in reception dell'albergo, quindi è lì, lavora e anche ci dà una mano questa sera. Allora, noi per cominciare questa puntata vediamo un servizio che riassume un po' quelli che sono i numeri positivi del momento, vediamo. L'economia regionale è in ripresa. Dopo l'impatto della pandemia, che ha generato una riduzione del prodotto interno lordo pari all'8,9%, il prossimo futuro dovrebbe portare a una decisa ripresa delle attività economiche, con una previsione di aumento del PIL pari a più 5,2% nel 2021 e più 4,5% nel 2022. Sul fronte dell'occupazione, i dati di maggio confermano il trend di crescita, con un saldo positivo tra assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro pari a 5.928 unità. L'andamento delle assunzioni nei primi mesi del 2021 è aumentato soprattutto a partire da marzo, con più 41,2% rispetto al 2020, cui è seguita una notevole impennata ad aprile e a maggio. Considerando i primi 5 mesi dell'anno, le assunzioni rilevate sono oltre 80.000, le cessazioni 58.633 e il saldo si attesta a oltre 21.000 posizioni di lavoro nette. Rispetto allo stesso periodo del 2019, le assunzioni sono ancora in calo, ma a partire dal mese di maggio si registra un incremento del 6% che supera anche i livelli pre-pandemia. L'incremento si deve soprattutto al settore delle costruzioni, dell'istruzione e delle manifattura. Si rilevano segnali di ripresa anche per il comparto turistico e per il terziario, anche se si attendono ulteriori assunzioni nel mese di giugno e luglio 2021. E allora, come abbiamo sentito da questo servizio, i numeri sono tutti con il segno più davanti, Vida. Dal punto di vista dell'industria, che cosa possiamo dire? Qual è il quadro attuale che insomma, ci fa guardare con fiducia al futuro? Beh, è chiaro, dal punto di vista dell'industria c'è innanzitutto fiducia. Fiducia in una forte ripresa, fiducia in mercati che si sono immediatamente riaperti appena la pandemia ce l'ha consentito, e fiducia nel futuro, incentivata moltissimo dall'attività anche dell'attuale governo, oltre a quelli precedenti, nel sostanziare con grossi aiuti anche la voglia di investimento che gli imprenditori stanno dimostrando di avere. Ho un report proprio di ieri che ha chiuso Confindustria Italia, dove sottolinea veramente che a fianco a una piccolissima difficoltà che ancora esiste nell'approvvigionamento del credito, perché ovviamente siamo in un momento di passaggio tra moratorie e non moratorie, quindi tutto un sistema
che si sta sbloccando, abbiamo un export che ormai ha superato i livelli pre-crisi, sostanzialmente in tutti i settori, abbiamo degli investimenti che stanno sostenendo in maniera importantissima la manifattura e abbiamo anche la parte di vari bonus 110 e quant'altro che stanno sostenendo quello che forse era uno dei comparti che più rischiava di soffrire la ripresa, ovvero il comparto edile. Ecco, c'è qualche settore che sta andando meglio di altri, qualcuno l'abbiamo anche sentito nel servizio, ma... È chiaro che in questo momento la ripresa maggiore ce l'hanno le aziende della manifattura che producono macchinari in particolare, perché ci sono una quantità di iniziative grandissime sia in Italia che in Europa per quanto riguarda gli investimenti, quindi la sostituzione. Sentiamo tutti i giorni parlare di Industria 4.0, che non è uno slogan, ma è veramente una evoluzione e uno sguardo al futuro fortissimo nei confronti all'interno delle imprese. Questo perché veramente Industria 4.0 ci sta facendo, io qua parlo da imprenditore soprattutto, ci sta facendo cambiare completamente mentalità produttiva, mentalità che ci avvicina ancora di più a qualità, standardizzazioni e quindi certezza di quello che andiamo a produrre, oltre al fatto di avere un'azienda completamente e costantemente sotto controllo che senza ombra di dubbio è un vantaggio pazzesco per chi produce. E ci spostiamo nel settore del legno arredo, che anche questo sta beneficiando insomma, di questa ripresa e sta funzionando. Piemonte, qua il quadro della situazione qual è? Indubbiamente il Friuli Venezia Giulia, sui dati dell'export, che c'è stata proprio anche ieri un'analisi fatta da Confindustria Udine, ha superato i dati del 2019, parliamo un più 8% dell'export nel primo trimestre. Non lo paragoniamo al 2020 perché è come se sarebbe imparagonabile, parliamo di una crescita incredibile, però guardiamo il 2019, quindi una grande dinamicità dei mercati americano, francese, tedesco. Chiaramente va fatto anche un distinguo, poi magari ne parliamo dopo, però quello che è importante in questo momento è che la ripresa c'è ed è oggettiva su un segmento in particolare, l'arredo di fascia media residenziale. Abbiamo grandi sfide su quello che è rispondere alla domanda, perché c'è una domanda talmente elevata di prodotti, arredamenti, che la risorsa materia prima quasi scarseggia. E dopo costa tantissimo. Approfondiremo. Esatto. Esattamente. Facciamo anche una riflessione sul legno, perché come cluster abbiamo tutte le filiere collegate al legno, al arredo, anche al bosco. Il legno ha cambiato il valore, anche questo in crescita con un po' più di timidezza, però si sta riprendendo. Quello che è importante sapere è che il ruolo di pilastro che questo comparto ha per il Friuli Venezia Giulia è confermato e rimane. Beh, insomma, i numeri sono positivi anche da questo punto di vista sicuramente. Un commento su questi dati, sui dati regionali, lo abbiamo chiesto anche all'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini e sentiamo che cosa ci dice. Sono dei dati molto importanti che ci proiettano tra le regioni più virtuose d'Italia, sia per quanto riguarda la tenuta occupazionale, sia di un punto di vista della crescita del prodotto interno lordo, non solo per quanto riguarda il 2021, ma anche per quanto riguarda gli anni a venire. La manifattura e l'export sono due settori che più di altri sono cresciuti, sono ripartiti in maniera importante. Considerate che abbiamo un saldo positivo, un dato, abbiamo mi pare circa il più 11% di importazioni di materie prime, tradotto si sta lavorando parecchio. Quello che disturba sono queste speculazioni, perché insomma chiamiamole col nome che hanno, speculazioni che stanno avvenendo a livello internazionale sia per quanto riguarda la logistica. Vi do un dato, il prezzo a container post pandemia e durante la pandemia è aumentato 10 volte rispetto al prezzo ordinario. E poi anche i prezzi delle materie prime che stanno subendo dei rialzi molto importanti, uno per tutti l'acciaio, dove di fatto le imprese non sono in grado poi di riversare nel prezzo finale questi aumenti. Mi auguro che sia una fase passeggera, momentanea e si ritorni nel giusto equilibrio. Stiamo assistendo poi anche a un altro elemento molto importante, c'è un riposizionamento a livello internazionale delle politiche economiche, quindi un patto atlantico rafforzato rispetto a quelle che erano derivazioni così un po' particolari nel periodo pre-pandemico, o meglio mi permetto di dire nel periodo pre-Draghi. Bini
Salvini insomma, ha sottolineato il fatto delle materie prime, insomma, del fatto che sia difficile trovarle o costino molto. Piemonte, lei lo accennava proprio poco fa. Quanto questo ancora sta frenando questa ripresa, tema che abbiamo trattato proprio qui un paio di settimane fa? Insomma, ci sono sviluppi, miglioramenti? Per certi punti di vista, questo più 8% diviso dai vari gruppi potrebbe essere anche maggiore nella capacità di quello che potremo rispondere al mercato. Quindi il mercato c'è, soprattutto sul settore arredamento, il mobile, no? Sul settore invece del contract alberghiero internazionale, lì c'è ancora un attimo di stasi, ma si sta piano piano riprendendo. Solo che per programmare, prima diceva bene Christian Vida, nella digitalizzazione dei processi produttivi vuol dire anche consapevolezza dei nostri strumenti, consapevolezza delle tempistiche, delle quantità, e questa consapevolezza è che abbiamo bisogno di materiali, materie prime, componenti. Un mobile è molto complesso da fare. Dobbiamo fare in modo che queste dinamiche si riattivino quanto prima, e indubbiamente le relazioni con i paesi esteri è fondamentale. Ecco, su questo fronte ci sono dei miglioramenti rispetto alle scorse settimane, si intravede, oppure più o meno siamo lì? Qualcosa si muove, ma non così significativamente. Ecco. Anzi, ci vuole un impatto forte da parte dell'Europa su questa tematica, che non è di stampo regionale, neanche nazionale, ma è sovranazionale. Il tempo stringe, bisogna dare delle risposte. Ecco, Vida, anche per voi credo sia la stessa cosa. Il problema purtroppo è la stessa cosa, e secondo me la parte brutta è che colpisce in maniera trasversale chiunque, nel senso che in questo momento le imprese edili sono lì con l'ansia da prestazione, se posso dirlo, perché dicono ok, perfetto, abbiamo tantissimo lavoro, siamo pronti, stiamo cercando persone da assumere e quant'altro, e poi non hanno la materia prima spicciola per poter fare i lavori, il che è una cosa pazzesca, perché considerando il periodo da cui stiamo uscendo è veramente una cosa che rende tutto complicato. Ma adesso parlo delle imprese edili, che anche loro hanno ovviamente dei lavori molto complessi che sono composti da numerosissimi materiali, ma qualsiasi settore, sempre per fare un confronto che non è un confronto, il mio settore dove opero sta soffrendo la mancanza di carta cartone, sta soffrendo la mancanza di plastica e soprattutto degli incrementi nell'ordine dal 30 all'80% di tutto quello che è materia prima sussidiaria, che veramente ci crea dei problemi, anche delle cose più banali, voglio dire, quelle che erano stabili da sempre e che, sulle quali ovviamente non avevi mai pensato di dover fare né accaparramenti né acquisizioni strane. Questo è il vero problema. Ed è un peccato, perché appunto, come diceva anche Piemonte, i numeri positivi potrebbero avere cifre addirittura maggiori. Noi ci fermiamo adesso per la pubblicità e poi parliamo anche di turismo, perché la stagione è iniziata sia in montagna che al mare in maniera molto molto positiva. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, la ripresa fa boom, il titolo della nostra trasmissione. Abbiamo parlato del momento, insomma, positivo per l'industria, per il legno arredo, ma adesso parliamo anche di turismo, perché anche in questo settore le cose stanno andando piuttosto bene. Lo facciamo con Paola Schneider, che è presidente di Federalberghi FVG. Allora, buonasera. Qual è il quadro attuale dal punto di vista, insomma, degli alberghi, che abbiamo visto si stanno riempiendo piano piano, e insomma anche le prenotazioni per i prossimi mesi sembrano segnare, insomma, un buon esito di fiducia, ecco. Sì, diciamo che il turismo finalmente è ripartito, ne siamo molto contenti. Qui in montagna credo che siamo ormai al 50% delle prenotazioni per luglio e per agosto. Giugno è andato abbastanza bene, soprattutto il weekend. Ovviamente si parla esclusivamente del weekend, anche perché c'è stato veramente bel tempo, per cui la gente si è mossa bene. Mancano ancora tutto il turismo del nord Europa, pochi tedeschi per adesso, per giugno, hanno cominciato la settimana scorsa a muoversi, almeno qui. Io direi che il mare poi magari parlerà giustamente Enrico. Per cui per adesso siamo soddisfatti, speriamo che il tempo poi ci aiuti come ha fatto quasi sempre, insomma, ecco. Ci sono sempre quei 15 giorni sia in luglio oppure in giugno che ci fanno molto soffrire come tempo, però per il resto io credo che l'italiano si sta muovendo bene, sta prenotando, e c'è anche il discorso poi del voucher, quello regionale, che da una parte ci sta dando una mano e dall'altra forse bisognerà
rivederlo un po', perché bisognerà mettere un tempo, un arco temporale ben preciso, perché sennò in agosto blocca le prenotazioni più lunghe, per cui potrebbe fare un po' da boomerang. Per il resto io credo che sarà una bella stagione, almeno fino a settembre, fine settembre noi siamo convinti di lavorare bene. Ecco, diceva, manca un po' il turismo dal nord Europa. Gli italiani, i friulani stanno compensando questo, come si era visto anche magari nella passata stagione, insomma si riscopre anche il piacere della montagna vicino a casa. Sì, sembra che sia il friulano ma l'italiano in generale anche per quest'anno abbia deciso di fermarsi in Italia, di fare questo turismo di prossimità che per noi va molto bene. Riscopre in sostanza la montagna di casa sua, riscopre il mare di casa sua e anche le città della propria regione o dell'Italia in generale. Ecco, per cui l'Italia ha tantissime cose piacevoli, meravigliose, dall'enogastronomia a tutto, per cui credo che possa essere comunque soddisfatto anche se non va all'estero. Ecco, sono cambiate le esigenze anche dei clienti o non c'è molta differenza rispetto al passato? Diciamo che adesso chiedono tranquillità, serenità, un albergo molto tranquillo, che non ci sia grande dinamicità, piuttosto slow proprio. Eh sì, forse c'è anche molta voglia, insomma, Hanno di bisogno di rigenerarsi. respirare. No, dicevo, c'è anche molta voglia di rigenerarsi dal punto di vista psicologico, ecco, quindi la montagna da questo punto di vista sicuramente è l'habitat ideale. È l'habitat ideale, esatto, vanno a fare delle belle passeggiate, tutti vogliono sapere se ci sono passeggiate dove poter stare tranquilli all'aria aperta. Qui in fondo c'è un distanziamento naturale che è sempre stato, per cui ne approfittano di questo e sono ben contenti di riscoprire queste cose che ci sono sempre state, ma che sembra che siano una novità. E infatti anche il piacere di queste piccole cose. Ci spostiamo adesso al mare da Enrico Guerin, che è il presidente di Confcommercio Lignano, anche per cercare di capire come sta andando. Insomma, abbiamo visto le spiagge piene, chiunque di noi abbia avuto l'occasione di andare a Lignano, a Grado, nel weekend si sarà accorto che sembra di essere veramente a Ferragosto. Guerin, com'è la situazione? Diciamo che si percepisce una gran voglia di fare vacanza, una gran voglia di venire al mare dopo mesi in cui siamo stati tutti quanti chiusi in casa. Come ha detto Paola, anche noi abbiamo visto un afflusso molto forte durante il fine settimana del mese di giugno, mentre durante la settimana abbiamo avuto una città poco popolata. Adesso con il mese di luglio e il mese di agosto cominciamo ad avere delle prenotazioni importanti, delle presenze importanti sul territorio, con un afflusso anche di clienti stranieri che lo scorso anno sono mancati, e quindi le prospettive sono sicuramente buone. È chiaro che non possiamo fare dei confronti con il periodo pre-pandemia, però diciamo che siamo molto fiduciosi per questa stagione estiva. Sì, anche le differenze magari rispetto alla montagna, che ha molto patito in inverno pur con tantissima neve, per la stagione estiva come l'anno scorso, è vero, come diceva lei, non si torna di sicuro ai dati pre-pandemia, però insomma riuscite quantomeno a gestire la stagione. Sì, diciamo che riuscire ad avere dei numeri importanti su luglio e agosto chiaramente per noi è molto importante, perché chiaramente sono i mesi più importanti della stagione estiva. Diciamo che le prenotazioni stanno continuando ad arrivare con dei flussi importanti da quei mercati che lo scorso anno non sono stati presenti. Per esempio questa settimana c'è un buon afflusso dalla Slovacchia in corrispondenza della loro festività nazionale, ma vediamo anche l'Ungheria, la Polonia, chiaramente i nostri mercati di riferimento, quali l'Austria e la Germania, ed anche la Svizzera. Quindi diciamo che questo ritorno di stranieri per noi è molto importante, in quanto chiaramente la località ha un numero di posti a letto molto alti e per riempirla ci vogliono moltissimi turisti. Ecco, c'è la speranza anche che magari arrivino... Dicevo, se c'è la speranza che arrivino anche le prenotazioni last minute, perché magari qualcuno si guarda attorno anche per gli altri paesi, insomma la situazione è un po' in evoluzione, abbiamo visto anche le varianti eccetera, quindi può darsi anche che vi aspettate che magari ci siano le prenotazioni anche agosto su agosto o luglio su agosto.
Sì, sicuramente la dinamica delle prenotazioni, scusate ma io continuo a sentirvi a scatti, quindi perdo dei pezzi di affermazioni e di domande. Le dinamiche delle prenotazioni sono completamente differenti rispetto a quelle degli anni precedenti, quindi anche le prenotazioni last minute sicuramente saranno molto numerose e aiuteranno a riempire quei buchi che si creano all'interno dei nostri tabelloni. Quindi molta gente prenoterà all'ultimo minuto, molta gente prenoterà dopo aver fatto la seconda dose del vaccino, molta gente aspetterà appunto per avere le certezze di poter recarsi nella destinazione prescelta per andare in vacanza, nel nostro caso Milano. Quindi prenotazioni anticipate, ma anche molte prenotazioni all'ultimo momento. Lo dicevo prima, e la vediamo che è alla reception del suo hotel, e questo perché, e come abbiamo detto, per la grande ripresa che vede una mancanza di materie prime, anche per voi c'è una sorta di mancanza di materie prime, del problema del personale, degli stagionali, che fate molta fatica a trovarli. Assolutamente sì, mai come quest'anno non riusciamo a reperire forza lavoro. Sono moltissimi colleghi, un po' di tutti i settori, di tutti gli ambiti, che stanno cercando personale qualificato soprattutto, quali camerieri, cuochi, addetti alla reception, e purtroppo non riusciamo neanche non riceviamo curriculum, non riusciamo neanche a fare dei colloqui di lavoro, quindi è una situazione molto difficile in quanto i turisti stanno arrivando e non riusciamo a garantire quel servizio che vorremmo offrire alla clientela. Si è data una spiegazione, perché voglio dire, chi erano gli stagionali dell'anno scorso teoricamente dovrebbero continuare, sono persone che hanno cambiato lavoro, persone che preferiscono rimanere in attesa magari di un aiuto, come mai c'è questa mancanza così importante? Abbiamo provato ad analizzare la problematica e le risposte sicuramente sono molteplici, non esiste un'unica motivazione per cui facciamo fatica a trovare forza lavoro. E sicuramente molti addetti, soprattutto del reparto della ristorazione, si sono reinventati e riposizionati in altri lavori durante l'inverno, quando appunto la ristorazione era completamente ferma. Poi sicuramente le motivazioni possono essere anche trovate nel fatto che io credo ci sia una politica sbagliata di sostegno al mondo del lavoro. La domanda e l'offerta dovrebbero incontrarsi, invece sostegni a pioggia probabilmente non servono a far sì che qualcuno possa aver voglia nuovamente di mettersi in gioco e venire a lavorare in questo momento. Non saprei dire, so che molti colleghi, io compreso, stiamo cercando personale e purtroppo non riusciamo a reperirlo. Eh sì, e questo è veramente un peccato, come dicevamo prima, perché quello che succede nel mondo dell'industria, mancanza di figure specializzate, mancanza di materie prime, succede anche purtroppo nel settore del turismo, Vida. Sono questi freni che se no ci potrebbero portare a numeri ancora più positivi e che insomma lasciano un po' di amaro in bocca. Io credo proprio di sì, infatti anche ieri la Regione ha emesso dei numeri che sono veramente importanti, più 5,2 di PIL per quest'anno, sono dei numeri importanti, ma io credo che siano ampiamente sottostimati, cioè di almeno 2 o 3 punti percentuali rispetto a quello che potremmo fare, frenati dalla mancanza di materie prime, frenati da una mancanza cronica di personale specializzato, perché è chiaro, noi come Confindustria Udine, la nostra Presidente in particolare, sta portando avanti un'infinità di iniziative, di collegamenti con l'università piuttosto che con gli ITS per riuscire a creare questo fil rouge nei confronti dell'impresa, dell'industria, in modo che i ragazzi intravedano la possibilità di crescita anche all'interno di un percorso di attività manifatturiera, perché questo è anche alle volte il problema molto difficile da riuscire a passare. In più oggi, come si diceva prima, la battuta che abbiamo fatto è la giornata in cui si sbloccano i licenziamenti per gran parte dei settori, ma è uno sblocco che non ci deve far temere nulla, a parte i numeri che sono stati espressi anche dai sindacati, che sono inferiori rispetto alle prime stime, parliamo di sotto di 5.000 persone potenziali, ribadisco potenziali. Io vedo anche la possibilità di una ricollocazione immediata, perché veramente le imprese hanno la necessità di trovare del personale. Un tempo il problema più grosso era quello specializzato, cioè si cercava persone nell'ICT piuttosto persone del mondo dell'ingegneria e quant'altro. Oggi come oggi anche il personale generico, quindi il personale che non ha una particolare specializzazione, è ricercato tantissimo e si fa grossa difficoltà a trovarlo, purtroppo.
Sì, lei ha introdotto quello che sarebbe stato il prossimo tema, cioè il fatto che oggi è così simbolicamente, ma anche nella realtà dei fatti, naturalmente, il giorno dello sblocco dei licenziamenti. Anche su questo abbiamo sentito l'assessore Bini e ve lo proporremo però subito dopo la pubblicità. Ancora insieme con Economai FVG, la ripresa fa boom e i dati che abbiamo anche sentito, che ci hanno riportato il vicepresidente di Confindustria Udine Cristian Vida, il direttore del cluster Legno Arredo Casa FVG Carlo Piemonte, insomma ci fanno capire, unitamente a quelli che abbiamo sentito anche sul fronte del turismo, che il lavoro c'è, i soldi stanno arrivando e quindi ci sono alcuni freni, insomma è un po' un paradosso quello che è il timore, perché oggi naturalmente c'è lo sblocco dei licenziamenti per le grandi imprese, per l'industria in questo caso, poi il terziario lo avrà in un momento successivo in autunno, eppure appunto siamo di fronte a questa cronica mancanza di personale. Abbiamo sentito il turismo non trova gli stagionali, le fabbriche non riescono a trovare non solo gli specializzati, ma addirittura fanno fatica a trovare gli operai generici, e anche su questo abbiamo chiesto un parere all'assessore regionale Sergio Midiobini. Sentiamo. Io ho una mia idea, se l'economia riparte in maniera importante come sta ripartendo e le imprese lavorano, più che licenziare hanno bisogno di assumere, perché se un'impresa cresce, insomma, si sa bene che c'è bisogno anche di forza lavoro. Il vero tema sarà poi, sapete quale? Quello della riqualificazione delle professioni, perché siamo di fronte a una accelerazione nell'evoluzione del mercato del lavoro, delle professioni, del revamping anche industriale. Di conseguenza la vera sfida sarà garantire ai lavoratori una riqualificazione, una riformazione rispetto a quello che erano magari abituati a fare fino a qualche tempo fa. Ecco, Piemonte, qual è la situazione occupazionale nel settore del legno arredo, e poi se ci sono preoccupazioni in vista di questo sblocco dei licenziamenti, insomma da oggi in poi che cosa potrebbe cambiare di fatto? Ma dobbiamo collegarlo un po' a quello che ha detto anche l'assessore. Abbiamo un comparto che a livello regionale è in crescita, quindi la richiesta di mercato c'è. Va però collegato anche al fatto che il mercato è cambiato. Non possiamo immaginare di andare più a fare sviluppo commerciale come facevamo 2 anni fa, ma anche non possiamo immaginare che il lavoro arrivi solamente con le forme digitali che abbiamo attivato negli ultimi 18 mesi. Quindi è tempo di ripartire, tornare a visitare gli architetti, i developer, i buyer, tutto quel segmento di decision maker, e le professionalità che servono sono diverse, cioè l'ex export manager o l'export manager, chiamiamo pure così, è diventato export digital manager, però che non vuol dire solo digitale, attenzione, perché quello che ci portiamo dietro con questa avventura è una velocità molto più elevata di prima, per cui se una volta facevi il viaggio, avevi il tempo per conoscere le persone e avevi una tecnica commerciale ben definita, adesso mentre fai il viaggio devi fare 7 videoconferenze, 14 call e rispondere a 92 mail. Lasciami passare la battuta. Sì. Però le competenze attuali sono veramente con delle dinamiche totalmente diverse da prima, per non parlare della produzione. Su quel settore lì è vero che abbiamo bisogno di tantissime ridefinizioni delle tecnologie digitali, ma abbiamo bisogno del tappezziere, del levigatore, abbiamo bisogno probabilmente anche del cameriere di sala, che vedo la Paola, cioè abbiamo bisogno di figure che sappiano gestire il rapporto umano con le persone. Senza la capacità di gestire il rapporto umano con le persone, che sia il commerciale, il mondo turistico o l'alberghiero, immagino io, è molto molto simile, perché tutto dobbiamo riscoprire, soprattutto nei rapporti umani. Sono competenze che non si acquisiscono dall'oggi al domani, ed ecco qui anche quello che diceva Bini, insomma questa riqualificazione anche del personale, è un processo che non è immediato, ti sposto da qui e ti metto lì. È impossibile. Immaginiamo semplicemente, per restare sul arredo, il divano, no? La produzione di un divano non è come produrre un pannello, no? Quindi sono delle competenze molto diverse, ma così come, facciamo prima una battuta con Cristian, così come occuparsi del mercato asiatico oggi è diverso di occuparsi del mercato asiatico di 2 anni fa, ed è diverso di occuparsi del mercato nord europeo. Non ci si improvvisa, perché laddove ci si improvvisa si fa danni. Vida, insomma, i numeri sono importanti anche sul fronte degli investimenti. Vi aspettavate, intanto magari se ha qualche dato, insomma, o una considerazione da fare su questo, e poi vi aspettavate che la ripresa fosse così potente? Allora sì,
inevitabilmente ce l'aspettavamo perché comunque usciamo da un anno e mezzo di quasi fermo su tantissimi settori, ce l'aspettavamo anche perché, come diceva giustamente Carlo, in questi 15-16 mesi c'è stata una forte accelerazione anche dei nuovi sistemi, quindi a fianco a un e-commerce che era sia B2C all'inizio ma molto B2B durante il lavoro, un e-commerce che ha accelerato veramente tutti i tempi decisionali, quindi rendendo tutto molto più fluido, e oggi siamo all'arrivo di tutti questi sforzi che sono stati messi in campo e di tutta questa innovazione che è stata messa in campo. Però mi permetto solo di dire che oggi noi siamo un sunto, e questa forza che ci sta dando il mercato in questo momento, ci sta dando questa ripresa, è un sunto anche di numerosissime iniziative messe in campo da parte del governo chiaramente nazionale, ma anche da parte della nostra regione, che veramente si è spesa, e devo ringraziare l'assessore Bini e tutto il suo staff, oltre agli altri assessori, il presidente Federica, che si è spesa in maniera totale sia nei confronti direttamente con i ristorni, nei confronti delle imprese che più di altre avevano bisogno, ma anche in un sistema del credito, un sostentamento del mondo dei confidi e quant'altro, che è riuscito nella sua interezza a sostenere il nostro settore. Se pensiamo che nel 2020, sempre per parlare di occupazione, siamo stati una regione completamente in controtendenza. Da noi gli occupati sono cresciuti di 2000 unità, che non è niente, ma pensiamo che nel resto, non d'Italia, nel resto del mondo sono crollati, la regione di Friuli Venezia Giulia ha resistito. E oggi come oggi, per assurdo, tutto questo lo stiamo un po' soffrendo perché non abbiamo il personale, ma non lo stiamo soffrendo perché tutte le iniziative che sono state fatte, e metto soprattutto il coraggio degli imprenditori che continuano ad avere visione, continuano ad avere coraggio a investire, spendere soldi e cercare di vedere il futuro sempre in maniera più positiva, ci sta dando dei risultati meravigliosi. Giusto per dare un piccolo numero, più 7,2% l'attività manifatturiera rispetto al trimestre precedente, quindi se facciamo il conto nel marzo, più 5,3 rispetto al trimestre dell'anno scorso, e parlo di gennaio-marzo come dati, quindi in cui ancora la pandemia avevano cominciato a spiegarcela, ma non aveva ancora fatto il suo effetto, perché tutti noi ci ricordiamo il 12 marzo e quindi resta data storica. Assolutamente, momento storico anche perché insomma il PNRR ha avuto anche il via libera dall'Europa, e quindi insomma sul territorio in Italia arriveranno comunque tanti soldi, quindi un momento storico, oltre agli incentivi fiscali eccetera che sono stati messi in atto, gli aiuti. Questi soldi bisogna sfruttarli con fiducia, perché naturalmente questi numeri ci danno la fiducia di guardare al futuro, però anche la responsabilità di saper gestire bene la situazione. Lo chiedo a Piemonte, poi anche a Vida, e poi andiamo a sentire anche Paola Schneider. Ma io su questo c'è tutta una sfida anche governativa. Gestire soldi pubblici europei è complesso, non è una cosa che ci si improvvisa, non è che apro il salvadanaio e escono i soldi per natura. C'è tutta una tecnica progettuale, rendicontativa, attuativa, che è fondamentale seguire. Quindi bene fa il governo, bene fa la regione a dire strutturiamoci, prepariamoci, perché non sarà una passeggiata, non sarà per nulla una passeggiata. Quindi la sfida maggiore del sistema economico nel suo complesso è fare in modo che si crei un dialogo virtuoso tra operatori, istituzioni europee, istituzioni nazionali e regionali, dove il sistema imprenditoriale traccia la linea, ma insieme si va in una direzione. Quindi questo dei fondi è un tema molto sensibile, proprio perché non dovremmo trovarci con la sorpresa fra 2 anni, 3 anni, quello che è, oddio come rendicontiamo. No? Sì. Quindi questa sfida è tutta da giocare, abbiamo le competenze in questa regione, dobbiamo lavorare. Anche perché Vida ci sarà comunque un controllo da parte dell'Europa ferreo, insomma vi diamo i soldi, li usateci, rendicontateci, dimostrate, e diciamo che noi su questo fronte non sempre brilliamo. Ecco. Allora sì è vero, diciamo che faranno i controlli che hanno sempre fatto, perché nella realtà tutti i fondi europei, in particolare quelli che ci dà la nostra regione, sono sempre visti molto bene con la lente, in modo che tutto venga speso in maniera corretta. In questo momento la sfida vera, e Carlo l'ha ricordata perfettamente, secondo me non è una sfida legata alla nostra capacità di spesa, intesa come riusciremo a far bene la pratica per spenderli. Secondo me è proprio una sfida governativa. Saremo in grado di mettere in essere le riforme che ci stanno chiedendo, saremo in grado finalmente di dare snellezza a questo Stato bellissimo che potrebbe correre a 300 all'ora, ma qualcuno continua a tenere il freno pigiato e quindi ci tiene fermi. Saremo in grado di
traguardare le solite visioni molto miopi a 2 o 3 anni e cominciare a ragionare a 5, 10 o 15 anni per capire cosa saremo. Green Deal, noi usiamo tante belle parole, Industria 4.0, Green Deal e tutta questa cosa della sostenibilità e quant'altro, tutte cose che in un'industria che oggi è sul mercato le sta già praticando da 10 anni o 15, perché altrimenti è un'industria che tra oggi, domani e dopodomani chiude, quindi questa è l'inevitabilità. Però oggi siamo in grado di trasformare queste bellissime idee in concretezza per i nostri prossimi 15 o 20 anni. Questa è la vera sfida, secondo me, del PNRR, che ci deve far cambiare mentalità, cioè l'italiano finalmente dovrà cambiare un po' la mentalità da estremo fantasista, ed è la cosa più bella, la caratteristica è diventare un po' più concreto e finalmente fare quelle riforme che ci consentano di liberare tutte le nostre forze, perché, ribadisco, torni a essere orgoglioso, Carlo sicuramente più di me, visto che deve portare il mobile arredo in giro per il mondo e ne deve portare 3 o 4 mila di aziende ogni volta che si muove, e diventi veramente orgoglioso quando esci dall'Italia di essere italiano, diventi orgoglioso perché ti accorgi dell'apprezzamento che hanno nei nostri confronti. E questa fortunatamente è la nostra forza. Paola Schneider, si parla spesso della montagna come rilancio da aiutare, da non spopolare, insomma questi soldi del PNRR serviranno anche probabilmente per un sostegno alla montagna, penso alle infrastrutture, alle strutture. Ecco, che cosa si attende lei da questi fondi, insomma? Premetto che condivido completamente quello che ha detto sia il signor Vida che Carlo Piemonte. Detto questo, in montagna serve assolutamente infrastrutture stradali, digitali, siamo indietro da far spavento, per cui tante volte ci troviamo perdenti già dall'inizio, proprio perché la fibra ottica è ancora di là da venire, internet è lentissimo. Faccio solo una battuta. Mia nipote non è riuscita a entrare in un'università perché a un certo punto il collegamento si è saltato, per cui addio esame. Ecco, giusto per dire, per cui o si fa queste benedette infrastrutture digitali, se no stiamo parlando del nulla. Detto questo, sul mio settore, il settore del turismo, c'è tanto da fare. Sicuramente gli alberghi devono essere, e saranno in prima linea su questa cosa qui, perché devono essere ristrutturati, ampliati, rimessi di nuovo sul mercato, e sicuramente anche non solo la montagna ma tutto il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una carenza forte di alberghi a 4 e 5 stelle e forse questo è il momento buono per riposizionarci, rimetterci di nuovo in gioco e fare le cose in un certo sistema. Questo assolutamente è da fare. Poi ci sono tantissime cose da parlare, il calo demografico, la gente che se ne va, tutte queste cose qui che però io credo che qui ci vuole non solo un cambio di mentalità nostro, ma ci vuole un serio progetto per la montagna, non solo, come si diceva prima, da 1 a 5 anni, ma una visione che deve essere da qui a 20 anni se vogliamo salvare la montagna. E infatti se ne parla da tanto tempo, insomma speriamo che questa possa essere l'occasione giusta. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi andiamo a sentire anche cosa ne pensa Guerin di questo. A tra poco. Ultima parte di Economai FVG, stiamo parlando della ripresa, in particolare abbiamo chiuso parlando del turismo e anche degli importanti fondi che arriveranno col PNRR che dovranno sistemare sicuramente la montagna, lo abbiamo sentito da Paola Schneider, presidente di Federalberghi, ma anche il mare, insomma un po' tutta la nostra regione da questo punto di vista, anche perché il turismo sta andando bene, la stagione è partita con il piede giusto e su questo sentiamo l'assessore alle attività produttive e al turismo della regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Emilio Bini. Sentiamo. I dati sono dati eccezionali, sono dei dati che vanno al di là di ogni mia più rosea aspettativa. Stiamo assistendo a un mese di giugno dove perlomeno nei weekend sembra di essere nelle settimane centrali di agosto, quindi un pienone dappertutto, sold out dappertutto.
Quindi quello che noi prevediamo sarà una stagione assolutamente positiva. Stiamo lavorando per migliorare e per potenziare ancora di più l'offerta turistica della regione Friuli Venezia Giulia, sia da un punto di vista di palinsesti proprio di offerta turistica, sia da un punto di vista di ammodernamento, rafforzamento di quelle che sono le strutture ricettive. Ecco, quello che io voglio sottolineare è il grande sforzo che la Giunta Fedriga ha fatto e sta facendo e farà anche col prossimo assestamento, al fine di garantire milioni, perché alla fine fai gli investimenti coi milioni, coi soldi, da riversare nelle tasche degli imprenditori che decideranno di investire in infrastrutture turistiche. Ecco, lo avete sentito, imprenditori che decideranno di investire nelle infrastrutture turistiche, perché poi di lì questo è il vero nodo. Dobbiamo avere delle strutture più moderne, più efficienti, dotate di tutti i collegamenti. Abbiamo visto quanto sia difficile anche riuscire a collegarci con Lignano, infatti il collegamento purtroppo con Enrico Guerin è saltato, ma noi lo abbiamo raggiunto al telefono, è il presidente di Confcommercio di Lignano. Insomma, Guerin, ci sente? Sì, adesso vi sento bene, quindi ecco. Vuol dire che il problema infrastrutturale non c'è solo in montagna, ma ce l'abbiamo anche qua al mare. Infatti, ecco, su questo bisogna mettere mano a tutte le infrastrutture, alle reti, eccetera, eccetera, sarà occasione anche per questo. Sul tema appunto dei soldi, dei fondi del PNRR e anche insomma degli aiuti che arriveranno poi dalla Regione e dallo Stato, quanto è importante andare a mettere mani sulle strutture turistiche anche del nostro mare? Com'è la situazione? Perché ho sentito la montagna. È importantissimo in quanto dobbiamo farci trovare pronti con delle strutture all'avanguardia e quindi essere pronti a quella che è la concorrenza delle altre destinazioni turistiche non solo in Italia ma soprattutto all'estero, e quindi dobbiamo adeguarci a quelle che sono le necessità del turista in questo momento. Quindi è importante dedicare fondi al turismo, che ricordiamo è una delle principali economie del nostro territorio. E soprattutto voi imprenditori non avete mai smesso di crederci, possiamo dire così, e di investire anche nei tempi insomma più bui, nei mesi scorsi. Ecco, ormai sono tanti mesi, quindi possiamo parlare anche di 1 anno e mezzo, molto complicato, però insomma gli imprenditori veri sono quelli che ci credono, che hanno resistito, che hanno fatto investimenti proprio per farsi trovare pronti e magari adesso insomma potranno essere ripagati o quantomeno supportati anche dalle istituzioni. Assolutamente sì, la tua affermazione è corretta. Molti dei nostri colleghi si sono fatti trovare pronti, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e hanno investito sulle proprie aziende anche nel momento in cui era difficile psicologicamente pensare ad investire anche un solo euro nei propri alberghi, nelle proprie attività. Quindi ci siamo fatti trovare pronti anche quest'anno all'appuntamento con la riapertura. I nostri turisti stanno apprezzando moltissimo l'organizzazione della località e delle nostre aziende. Dobbiamo continuare assolutamente in questa strada, che è la strada vincente. Dobbiamo essere sempre innovativi e al passo con i tempi. Ecco, e se prima per quanto riguarda il fronte industria abbiamo parlato di questa data insomma, significativa di oggi, 1° luglio, lo sblocco dei licenziamenti, oggi ce n'è una significativa anche sul fronte del turismo perché entra in vigore di fatto il Green Pass. Allora in questo servizio andiamo a riassumere questa novità. Vediamo. Debutta oggi il Green Pass Covid, il documento che consente ai cittadini europei di muoversi liberamente nel vecchio continente dopo le limitazioni agli spostamenti imposte dalla pandemia. Un passo in avanti, commenta il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il quale chiede che ora il Green Pass sia utilizzato anche per riaprire le discoteche. Il documento, cartaceo o digitale, consente di varcare i confini nazionali e di non essere più soggetti a restrizioni. Il pass consiste in un QR code che può essere stampato o conservato nello smartphone, con 3 alternative per dimostrare di poter viaggiare: aver completato il ciclo di vaccinazione, essere risultati negativi ad un tampone oppure essere guariti dal Covid-19 ed aver sviluppato gli anticorpi. Concepito inizialmente per consentire ai cittadini europei di viaggiare, ora si sta pensando ad accordi tra Stati membri affinché il Green Pass consenta la partecipazione in sicurezza a concerti e festival, ma anche l'ingresso in teatri e ristoranti. Dobbiamo metterci d'accordo, ha commentato a Sky TG24 il presidente Massimiliano Fedriga. Se diciamo che il vaccino funziona e il Green Pass serve, allora dobbiamo usarli per far funzionare delle attività che oggettivamente sono più a rischio.
Il riferimento è allo slittamento della riapertura delle discoteche. Non è che oggi non si balla, ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, semplicemente non lo si fa nei luoghi deputati. Spero che ci possa essere una responsabilità da parte di tutti per tornare ad avere una linea di coerenza, ha sottolineato Fedriga. Quanto al rallentamento della campagna vaccinale, legato al fatto che AstraZeneca e Johnson & Johnson non possono essere usati per gli under 60 e che tra Pfizer e Moderna a luglio in Italia saranno disponibili 800.000 dosi in meno rispetto al previsto, Fedriga ha fatto sapere che dalla prossima settimana ci saranno incontri bilaterali tra singole regioni e struttura commissariale per individuare e risolvere le criticità. Sull'andamento della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia, il presidente della regione ha fatto sapere che sono stati quotidianamente superati i target definiti dal commissario Figliuolo e che così sarà per tutto il mese di luglio. Sul fronte della variante Delta, Fedriga ha evidenziato che i numeri ad oggi disponibili testimoniano che la popolazione vaccinata, pur non essendo immune dalla possibilità di contagio, nella stragrande maggioranza dei casi contrae il virus in forme lievi o asintomatiche. Lo abbiamo sentito, Guerin, Green Pass come strumento anche per poter riaprire le discoteche, per poter andare ai concerti, ai teatri, insomma agli eventi, e gli eventi significano turisti, significa riempire le strutture ricettive. Ecco, da questo punto di vista speriamo che questa introduzione da oggi, insomma questa misura, anche se non sono mancate le polemiche, possa darvi una mano ad aumentare ancora di più quel segno positivo della ripresa. È importante che ripartano tutte le attività che poi possono portare turismo all'interno del territorio, quindi le manifestazioni, i concerti, che riaprano le discoteche che hanno un turismo loro dedicato, fatto di giovani ma non solo, e quindi che tutte queste opportunità vengano nuovamente messe a disposizione dei nostri turisti e che si aggiungano chiaramente e tornino a creare quella che era l'offerta turistica pre-pandemia. Quindi importantissimo riaprire tutte le attività in sicurezza e dare la possibilità agli operatori di lavorare. Ecco, vorrei sentire anche Paola Schneider per quanto riguarda appunto il Green Pass che entra in vigore oggi e che voi non avete il problema delle discoteche magari in montagna, però insomma sicuramente i concerti, gli eventi e tutto quello che può creare turismo, anche aggregazione, è un impulso sicuramente importante anche sul fronte dello sport. Penso gli eventi sportivi per la montagna sono fondamentali, insomma uno strumento, quello del Green Pass, che dovrebbe quantomeno far girare le persone in modo più sicuro. Sì, esatto, io penso che il Green Pass sia un'ottima cosa, soprattutto perché è stato messo per tutte le manifestazioni, tutti gli assembramenti, ma anche per le eventuali cerimonie. Se uno si sposa, uno fa il battesimo, le feste che seguono, dopo devono avere il Green Pass. Noi dobbiamo essere sicuri che ci sia e soprattutto noi siamo delegati poi a verificare che questo Green Pass sia dotato di quello che è necessario, o un vaccino piuttosto che il tampone, piuttosto che già guarito, ma sì, ci deve essere, assolutamente sì. Quando il cliente arriva in albergo deve presentare qualche documento? Cambia qualcosa da oggi? Allora, per adesso non deve presentare nessun Green Pass, a meno che non sia che non venga da qualche stato estero, da quando verrà ufficialmente messo in opera questo Green Pass, ma ogni albergo è dotato di una dichiarazione che viene firmata dal turista, che come dappertutto dice che non ha avuto contatti con qualcuno che ha il Covid, che non ha la febbre, che sta bene, eccetera, eccetera, per cui viene firmata questa dichiarazione e noi la teniamo per almeno 14 giorni. Ecco, sicuramente il Green Pass darà un grande impulso, servirà a dare una mano al turismo, però anche all'economia in generale, perché comunque le persone si devono muovere per lavoro, Piemonte. Se non andiamo all'estero a vendere i nostri prodotti, Made in Italy si chiama in inglese perché lo vendiamo all'estero, no? No, se l'abbiamo fatto in Italia lo chiamavamo, quindi per noi, per i nostri commerciali, i nostri imprenditori, è fondamentale riprendere l'aereo, facciamo sempre gare con tutti. Quando hai il vaccino secondo quel giorno, perché? Esatto. Perché poi il Green Pass, che c'ho il cliente che mi aspetta, sì. No? Quindi ecco, dobbiamo iniziare a viaggiare, dobbiamo iniziare a creare rapporti internazionali e anche il turismo globale deve viaggiare, perché grandi hotel, grandi strutture si fanno, si creano e si arredano sì. Soprattutto con i immobili, speriamo, della nostra regione, solo se c'è un movimento, altrimenti restiamo fermi.
Il Green Pass ben venga, guardiamo avanti. Ecco, siamo in conclusione di questa puntata. Vi dà anche a lei un commento, insomma, sul Green Pass, perché, insomma, come diceva anche Piemonte, insomma, serve a tutti e serve per far girare l'economia, come si dice, perché se le persone si muovono, gli alberghi si riempiono, bisogna arredarli, bisogna costruirci le cose, bisogna costruire i materiali, l'export funziona, la ripresa che fa boom farà un boom ancora maggiore e, insomma, tutto aiuta a ritornare alla normalità. Chiaro, tutto aiuta, il consiglio maggiore è andatevi a vaccinare perché c'è bisogno del Green Pass, non lo fate solo per voi, ma lo facciamo per tutti, perché nella realtà è proprio una questione di solidarietà sociale. La vaccinazione va un po' oltre a una vaccinazione pura fatta perché ho deciso di andare a fare una vacanza in Africa o devo andare per lavoro in Africa e quindi ho bisogno di vaccinazioni particolari. In questo caso è proprio una esigenza sociale che abbiamo per poter tornare a vivere al 100%, perché io capisco cosa significa, io come azienda alimentare non l'ho vissuto direttamente, però capisco cosa può significare essere stati chiusi in casa per settimane con attività chiuse, magari con investimenti appena fatti e quant'altro. Facciamo di tutto per non tornare in quella situazione, ma questo dipende moltissimo da noi, dalla nostra volontà di essere effettivamente una società rispettosa sia di se stessi sia del prossimo. Ecco, questo mi pare un ottimo messaggio per concludere questa puntata. Grazie a Cristian Vida, vicepresidente di Confindustria Udine, grazie a Carlo Piemonte, direttore del cluster Legno Arredo Casa Friuli Venezia Giulia, grazie molte anche alle due persone che sono state collegate con noi, Paola Schnarder, presidente di Federalberghi FVG, ed Enrico Guerin, presidente di Confcommercio Lignano. Grazie a tutti, grazie a Fabio Di Bernardo per la regia, grazie anche ai colleghi Alessandro Salvatori e Andrea Pierini che hanno realizzato i contributi. Questa puntata di Economy FVG termina qui, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.